Buonasera a tutti e a tutte e ben ritrovati al Teatro a casa tua, la videorubrica del circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena teatrale. Quest'oggi abbiamo una puntata decisamente speciale per l'argomento e per l'ospite che andremo a affrontare. Infatti, come probabilmente sapete se avete seguito i nostri canali social e il nostro sito in questi ultimi giorni, siamo finalmente pronti a riaprire le porte dei teatri del circuito ERT con una proposta molto ricca di spettacoli di prosa, musica e danza. Ma come verrà gestita la ripartenza? Da pubblico, come dobbiamo comportarci per poter rientrare in teatro in piena sicurezza e goderci di nuovo le emozioni del palco? Proprio di questo parliamo quest'oggi e lo facciamo con il direttore dell'ERT, Renato Manzoni. Buonasera e benvenuto. Buonasera Angela, buonasera a tutti. Dunque, dopo un anno di stop, con l'eccezione di qualche spettacolo la scorsa estate e anche qualche appuntamento lo scorso autunno all'insegna del tutto esaurito, siamo finalmente pronti a riaprire i teatri e soprattutto a riaccogliere le compagnie e il pubblico. Come si sente in vista della riapertura? Allora, da un lato siamo emozionati, siamo molto, molto contenti di ripartire. In questi giorni ci stiamo un po' perdendo questo entusiasmo, devo dire, perché siamo sommersi di protocolli, di discorsi sui tamponi, di tutte le formalità e le cose che dobbiamo sistemare in questi giorni, eccetera, mettendoci in relazione anche agli altri circuiti nazionali, cercando di capire con la regione e tutto. Quindi siamo un po' sotto pressione, diciamo. Però sono convinto che quando ci ritroveremo dalla settimana 21 nei teatri, tornerà tutto l'entusiasmo di una volta, perché è oramai tanto tempo, tranne alcune piazze con cui abbiam fatto delle cose quest'estate, con altre piazze è da febbraio che abbiamo chiuso, dal 4 marzo. Quindi non ci vediamo da ben più di un anno. Quindi ritrovarci, poi si sa che io tutte le sere vado su una piazza, per cui mi piace incontrare il nostro pubblico, parlare, discutere con loro, raccogliere consigli, complimenti a volte, spesso, critiche altre volte. Quindi insomma, dopo saremo molto contenti e sono convinto che avviata la macchina andrà tutto meglio. In questi giorni devo dire lo stress e la pressione è forte sicuramente. Sì, è per potersi poi riunire e in un certo senso ricongiungere col pubblico che appunto ricordavamo è molto tempo che non ha la possibilità di tornare nei teatri del circuito ERT, magari teatri dove sono abbonati da moltissimi anni, ma proprio in questi mesi di chiusura l'ente non ha tagliato questo rapporto con il pubblico e anzi attraverso internet, attraverso le iniziative sui social ha cercato di rinsaldare questo rapporto e quello che abbiamo raccolto è tanto entusiasmo, tanta vicinanza e voglia di tornare in teatro. Ci può raccontare che cosa ha promosso l'ERT durante questi ultimi mesi? Dunque, abbiamo fatto queste riprese in streaming che son andate molto bene. Devo dire, siam partiti un po' più tardi rispetto agli altri, siam partiti grazie alla spinta proprio tua Angela, di Fulvio, eccetera, e anche con delle idee vostre, perché, è stato importante. Io ero molto più scettico sul risultato, perché io credo che il teatro si chiama spettacolo dal vivo proprio perché ci sono gli attori, c'è il palcoscenico e c'è il pubblico. Esiste solo se ci sono entrambi questi 2 fattori. Però non potendo esserci, in questo caso abbiamo studiato delle cose fatte ad hoc, quindi non gli spettacoli che facciamo abitualmente in stagione, collegati o a particolari momenti, della regione o a momenti storici. Siamo partiti con lo spettacolo sulla Shoah, registrato a San Vito al Tagliamento, e poi con cose tutte particolari. È andato benissimo per esempio I Guardiani del Nanga, registrato a Tolmezzo, proprio sul discorso della montagna e della conquista dell'Himalaya. Poi abbiamo avuto altri spettacoli, abbiamo avuto il CSS legato alla regione con delle anteprime di Guarnerius, delle prove aperte, poi dei momenti dedicati a personaggi storici come Nelly Bly con Valerio Marchi, abbiamo avuto lo spettacolo con Nicoletto Scuro e Matteo Sgobino su Tina Modotti, quindi un storico, un personaggio legato alla regione. Quindi abbiam cercato sempre una motivazione, gli spettacoli sono stati registrati nei nostri teatri. Abbiamo avuto rapporti anche con attori che sono ormai amici della regione, quindi abbiamo avuto Sebastiano Somma con Il vecchio e il mare di Hemingway,
siamo stati molto soddisfatti. Anche l'ultimo appuntamento, che è stato proprio legato al momento della giornata del 25 aprile con Marta Cusconà, È bello vivere liberi, ha avuto un successo enorme. È uno spettacolo legato a una ricorrenza e ha avuto veramente tantissime adesioni. Quindi siamo molto soddisfatti, abbiamo così mantenuto un contatto col nostro pubblico, forse aggiunto del pubblico nuovo. L'altro E adesso aspetto, dopo questo che è sì. circuito aperto, ecco, è questa trasmissione che stiamo facendo adesso proprio, che continuerà anche una volta aperti i teatri, momento di incontro con gli attori, interviste, eccetera. Assolutamente. Adesso è appunto il momento di uscire in un certo senso dalla dimensione solo digitale per tornare a teatro. Ricordiamo che il primo appuntamento è questa domenica allo studio della compagnia Area Area con l'inaugurazione della rassegna di danza contemporanea Off Label e poi da giovedì prossimo all'Auditorium di Lestizza parte una lunga tournée con Joele Dix e il suo Vorrei essere figlio di un uomo felice. Può presentarci quali sono i prossimi spettacoli, quelli più interessanti, quelli più coinvolgenti? Sì, sì, dopo lo spettacolo appunto di domenica che sarà al Teatro Studio legato alla danza, una collaborazione con gli Area Area, ente di produzione di danza della regione, e col CSS che è il produttore di questo spettacolo. Poi dalla prossima settimana partiremo con tante giornate, tante repliche di Vorrei essere figlio di un uomo felice con Joele Dix. Poi avremo, e citiamo diversi spettacoli per parecchi giorni, avremo La parrucca con Maria Amelia Monti, avremo Sebastiano Somma, di cui parlavamo prima, con Lucio incontra Lucio, spettacolo anche di prosa, ma anche con musiche, con orchestra dal vivo, eccetera. Poi avremo il Rompiballe, per chiamare un altro gruppo della regione, artisti associati, che presenta questo spettacolo, e il CSS con Fieste, col Teatro Incerto, Fieste e anche Guarnerius, che è la nuova produzione. E sì, io sto parlando sia di recuperi, sia di nuovi appuntamenti, perché le due cose si sovrapporranno, non sempre riusciremo a fare i recuperi prima delle nuove stagioni. Ci sarà magari un recupero, poi una serie di nuovi appuntamenti, poi il secondo recupero e così. E tra i personaggi nuovi delle nuova, diciamo, dei nuovi mini stagione 2021, voglio ricordare Giacobazzi, che sarà con noi in varie repliche. Infatti ha accennato una distinzione che è molto importante per il pubblico, ovvero adesso sul sito, che tra l'altro stiamo vedendo ed è il nuovo sito dell'ERT sviluppato insieme all'agenzia Ensoul di Udine, vediamo tanti spettacoli, tanti appuntamenti. Alcuni di questi rappresentano degli spettacoli che erano stati sospesi durante la stagione teatrale 2019-2020, degli altri rappresentano appunto delle novità assolute, una piccola stagione 2020-2021 che si realizzerà in questi primi mesi. E cosa significa questo per il pubblico? Allora, per il pubblico, chi era abbonato della 19-20, perché ricordiamo, tranne Monfalcone che è una situazione un po' particolare perché aveva annullato tutto e fatto dei voucher e quindi è ripartito con una nuova stagione, diciamo per tutte le altre 26 piazze abbiamo il momento dei recuperi, e quindi chiunque ha l'abbonamento 19-20 verrà contattato dal nostro personale, gli verrà data la giornata in cui vedrà lo spettacolo, perché ricordiamo che avendo una capienza al 50%, quasi dappertutto dovranno esserci doppie repliche, la giornata e il nuovo posto, e sulla base di questo partiremo con i recuperi, verranno con l'abbonamento, ma non dovranno pagare niente né acquistare niente. Invece per quanto riguarda i nuovi spettacoli, già al momento di quando verranno contattati per il recupero, chiederemo se sono interessati a partecipare nuovamente ai nuovi appuntamenti, e su quello cominceremo a raccogliere le prenotazioni, dando appunto la priorità agli abbonati, e poi verrà dato il giorno per acquistare il biglietto, eccetera, eccetera, perché avremo carnet di fatto di biglietti che sarà un sostitutivo dell'abbonamento. Questo anche perché dovessimo purtroppo fermarci ancora, cosa che è molto più semplice burocraticamente rimborsare un biglietto che un abbonamento.
Esatto, quindi queste sono, come le vediamo anche in sovraimpressione, le informazioni per quanto riguarda la nuova stagione, quindi appunto gli abbonati ERT avranno una possibilità, diciamo, di scegliere in anticipo il loro posto, o comunque la possibilità di acquistare un carnet di biglietti e in realtà appunto questi spettacoli sono aperti a tutti. E se uno spettatore vuole venire a vedere uno spettacolo che vede sul sito come recupero della stagione 2019-2020, lo può fare e cosa deve fare nel caso? Dunque deve sempre contattare o il teatro o, gli uffici dell'ERT. Ecco, è chiaro che ci sono dei teatri che sono praticamente esauriti in abbonamento, quindi non sarà possibile per chi non è abbonato accedere, perché comunque conserviamo il posto, visto tutte le difficoltà che ci sono per gli abbonati, mentre in altri teatri dove abbiamo più possibilità, verranno messi in vendita alcuni giorni prima i biglietti rimanenti. Ottimo. E penso sia importante ricordare l'indirizzo a questo punto a cui rivolgersi per quanto riguarda la biglietteria dell'ente regionale teatrale, che è appunto biglietteria@rtfvg.it. A questo indirizzo si possono chiedere informazioni e eventualmente si possono anche prenotare dei biglietti. Se una persona è interessata a un determinato spettacolo può usufruire anche di questa opportunità e in questa maniera sarà possibile anche dal punto di vista gestionale immaginare i flussi delle persone, evitare assembramenti e poter assicurare un ritorno a teatro in sicurezza. Un ritorno a teatro che ha delle regole ancora diverse rispetto a quelle a cui siamo abituate. Innanzitutto l'inizio degli spettacoli, l'orario è fissato alle 19:30 per via del coprifuoco e appunto gli spettacoli sono autorizzati soltanto in zona gialla. La speranza è di poter cambiare questo orario o resteremo alle 19:30? Allora, tocchi un tasto dolente perché io sono molto, così, contrariato, diciamo, per usare un eufemismo, da questo contrifuoco, perché lo trovo assurdo. Tra l'Agis, che riunisce tutto il mondo dello spettacolo, aveva proposto: lasciamo pure alle 10, ma consideriamo il biglietto di presenza al teatro un pass per il rientro a casa. Quindi se uno è fermato sull'itinerario dal teatro a casa, al biglietto, si sa che il teatro al massimo ha finito alle 10, quindi se è in strada alle 11 e sta rientrando non dovrebbe essere multato. Questo è stato chiesto, non è stato concesso, e questo lo riteniamo un fatto molto negativo, perché già la gente ha un minimo di paura all'inizio, un minimo di preoccupazione a ritornare, eccetera. Se gli mettiamo anche l'ansia della multa, secondo me peggiora questa cosa. Quindi questa poteva essere una buona soluzione. Noi ci auguriamo che quanto prima, speriamo già dalla metà di maggio, quindi passati i primi spettacoli, il coprifuoco slitti più avanti. Questo ci consentirebbe due cose: di cominciare alle 8, 8 e un quarto lo spettacolo, e che la gente rientri con tutta calma, magari riesca anche a bere un caffè e poi ritorna a casa, ecco. Questo ci contiamo molto, e noi adesso sul sito e sui biglietti troverete 19:30 per tutti gli spettacoli. Dopodiché invece comunicheremo di volta in volta se appunto l'orario può slittare, cosa che ci auguriamo tutti avvenga prima possibile. Un altro discorso è ancora gli spettacoli all'aperto. Per adesso noi non ne abbiamo programmati, però lì, se il coprifuoco non viene tolto, si è parlato tanto di spettacoli o cinema all'aperto, non si può fare, quelli devono, per motivi di luce, devono iniziare intorno alle 10, 10 meno un quarto, e quindi anche il coprifuoco alle 11 non sarebbe sufficiente. E sappiamo che in questo momento stiamo chiedendo al pubblico una flessibilità anche inedita, ma è la flessibilità necessaria che chiediamo per poter permettere a tutti e a tutte di rientrare a teatro. E quali sono le regole da rispettare dal punto di vista del pubblico per rientrare? Quali sono i protocolli che bisogna rispettare in questo momento? Dunque, la prima cosa è la prenotazione obbligatoria, quindi uno deve, appunto, viene contattato dal nostro pubblico, o se non fa parte degli abbonati naturalmente
deve contattarci lui, deve esserci la prenotazione, deve lasciarci i suoi dati, nome, cognome e numero di telefono, perché tutti devono essere individuati e in caso ci sia un qualsiasi problema possano essere avvertiti dalle altre. Quindi dobbiamo sapere dove è seduto ognuno. I posti sono numerati e quindi ognuno è identificato dove si trova in quel momento, dove è seduto, eccetera. Questa è la prima cosa basilare. Invece al momento invitiamo tutti ad arrivare un po' prima, perché è chiaro che l'afflusso dovrà impedire assembramenti, quindi dovrà essere il più scaglionato possibile. Verrà misurata la temperatura all'entrata, dopodiché purtroppo le famiglie non possono stare insieme se no salta il discorso della scacchiera, quindi nei teatri dell'ERT non facciamo che i congiunti possano star vicini, tanto in teatro non si parla e c'è un posto in mezzo tra uno e l'altro, quindi essendo un posto vuoto, è come essere vicini. Questo abbiam visto l'anno scorso per le cose che abbiamo fatto in estate e in settembre-ottobre, di fatto non c'è stata nessuna difficoltà e appunto però appunto la divisione, garantisce una maggior sicurezza. L'altra garanzia di sicurezza è che tutto il pubblico dovrà tener la mascherina per tutto lo spettacolo e il nostro pubblico avrà anche mascherina FP2. Perfetto, quindi sì, quando dicevamo Poi appunto anche la l'uscita scacchiera. naturalmente sarà scaglionata, bisogna seguire le indicazioni delle maschere e si uscirà appunto, ordinatamente partendo dal fondo della sala. Perfetto, ricordiamo appunto che cosa si intende per scacchiera. Al momento le norme vigenti permettono una capienza ridotta al 50%, quindi la metà degli spettatori che normalmente potevano essere presenti in teatro contemporaneamente possono esserlo in questa fase e quindi significa che un posto viene lasciato libero, un posto viene occupato. Quindi indipendentemente da congiunti, famiglie, dicevamo, per poter mantenere quella che si compone come una sorta di scacchiera del pubblico e garantire le distanze che ci permettono poi di Esatto, proteggere. e così succede davanti e dietro, non c'è un posto davanti o dietro occupato, ma è in diagonale. Appunto il Covid ha modificato molto del modo di andare a teatro, nella convinzione però che il teatro è un luogo sicuro. In questo momento, ce lo dicevo all'inizio, state lavorando ai protocolli per la sicurezza. Abbiamo parlato del lato pubblico, dal punto di vista del personale, delle maestranze, ci può anticipare quali saranno le strategie messe in atto dal circuito? Dunque, anche qui un work in progress perché i protocolli nazionali cambiano, molto spesso e speriamo, man mano che si vada avanti la situazione sia più tranquilla. Ad oggi, appunto, dicevo, il nostro personale avrà tutta la mascherina FP2 e faremo dei tamponi ogni 48 ore, esattamente come viene richiesto agli attori e ai tecnici di palcoscenico. Agli attori è chiaro perché non avendo la mascherina per ovvi motivi, c'è questa forma di controllo di fare un tampone rapido ogni 3 giorni. È chiaro che anche questo vuol dire costi, ma vuol dire soprattutto difficoltà organizzative. Poi c'è un uso dei camerini chiaramente che eviti la promiscuità e, il fatto che l'attore appena esce dal palcoscenico, va in quinta, deve rimettersi la mascherina. Poi ci son delle norme anche per quanto riguarda la musica, eccetera, le orchestre, ma insomma adesso non sto a dilungarmi anche su questo. Quindi sì, stiamo sviluppando delle strategie per poter essere pronti e ormai mancano veramente pochi giorni alla ripartenza e è importante per il pubblico sapere che si può tornare a teatro, che il teatro è un luogo sicuro e che ci sono ancora alcuni aggiornamenti in corso d'opera. E per questo in realtà noi siamo molto contenti di aver potuto presentare il nuovo sito ertfvg.it che abbiamo sviluppato in questi mesi e dove vi consigliamo di
recarvi per qualsiasi dubbio. Appunto nella parte delle news troverete le indicazioni sul teatro, quindi tutti i dubbi in questa news li abbiamo sintetizzati sulle regole, come comportarsi, quali mascherine, gli orari, e questo sarà costantemente aggiornato con tutte le domande che anche volete farci. Se avete ancora dei dubbi, non esitate a lasciarci anche dei commenti qua sotto durante questa intervista, saremo felici di rispondervi e di aiutarvi a farci ripartire. E appunto sul sito, come vediamo, c'è anche una pagina dedicata ai singoli teatri, quindi l'abbonato di Artegna o di Zoppola potrà qui trovare tutti gli appuntamenti, tutte le informazioni, tutti i contatti utili per orientarsi e prepararsi alla ripartenza. Quindi abbiamo questo nuovo strumento aggiornato e siamo felici di potervelo offrire in questa fase così delicata. Concluderei chiedendo al direttore se vuole dare un messaggio, un augurio per questa ripartenza e questo ritorno a teatro. Ma appunto, parlando sempre di sicurezza, vogliamo dire che tra l'estate e settembre-ottobre in Italia sono stati fatti veramente migliaia di spettacoli, non c'è stato nessuno focolaio, facciamo tutti i debiti scongiuri, però insomma ci sentiamo un po' tranquilli che tra tutti i luoghi il teatro con queste norme di sicurezza sia un luogo sicuro, e per cui possiamo dire buona ripresa e vediamoci, incontriamoci presto a teatro. Mi sembra il messaggio condiviso appunto da tutto l'ente regionale teatrale. Grazie a tutti e a tutte per aver seguito anche questa puntata speciale del Teatro a Casa Tua. La potete guardare, ricommentare, condividere qui su Facebook oppure sul nostro canale YouTube, e vi ricordo i contatti utili, quindi per informazioni sui biglietti, sulle prenotazioni scriveteci pure a biglietteria@ertfvg.it. Per qualsiasi aggiornamento i nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, oppure il sito www.ertfvg.it. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci. Arrivederci.